5 eventi dalla Liguria, da Ponente a Levante. Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 sta per attraversare la Liguria. La torcia, simbolo di unità e di pace, oggi passa nello Spezzino e nel Tigullio, per poi arrivare a Genova, mentre sabato 10 gennaio il suo itinerario prosegue verso Savona, Imperia e Ventimiglia. Ultimo weekend per visitare lo storico presepe di Pentema, con statue a grandezza naturale e abiti originali che riproducono la realtà rurale di fine Ottocento, fatta di lavoro, comunità e tradizioni. È sempre tempo di cimenti in Liguria. Domenica 11 gennaio gli appassionati dei bagni invernali sono pronti a tuffarsi tra le onde gelate del mare a Noli e a Genova, dal lungomare di Pegli. Il Parco del Belgua inaugura il nuovo anno con una visita guidata alla Badia di Tiglieto. Appuntamento sabato 10 gennaio dalle ore 15 per scoprire storia, architettura e curiosità, passo dopo passo. Sabato 10 gennaio festa a Villa Groc a Imperia per celebrare il compleanno del più grande artista circense di tutti i tempi. Tra visite guidate alla scoperta della dimora e del suo parco, musica e spettacoli dal vivo per famiglie e bambini. Questi erano i 5 principali eventi di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.